zona saranno disponibili. Va ora in onda Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qua ancora, siamo qua. Marco Grimoldi si presenta, è un mito, una leggenda, Stefania Paccagnella. Grazie Marco, grazie a tutti, grazie a Natalia per la regia, e io volevo ringraziare innanzitutto chi ci ha seguito settimana scorsa, le persone che comunque ci hanno dato anche consigli come prima puntata, quindi spero bentornati. Ragazzi, mi hanno fatto togliere il cappellino, il cappellino che io tenevo come simbolo di pubblicità per questa nostra piccola grande radio Libertà. Com'è andata Stefania? Emozionata? Sei emozionata? Sei tranquilla? Sempre, tutto bene? Sempre. Sempre. Poi sai, quando c'è il nostro movimento c'è un'emozione grandissima, perché questa è famiglia, non è... Perfetto. È questo. Stefania, prima di introdurre il nostro ospite vorrei dire due piccole cose. La prima cosa è che le linee sono aperte. Ce l'ho scritto qua davanti il numero, bello in grande, 02 92 94 72 e 22. Tombola, no. E per quanto riguarda il WhatsApp, il numero è il 340 67 09 659. La seconda cosa è questa che vorrei mettere all'attenzione. Chiunque volesse venire qua con noi in diretta, noi siamo felici di accoglierlo. Come fa questa persona? Chiama la direzione per quanto riguarda Radio Libertà, la segreteria, lascia nome, cognome e sezione di appartenenza, e poi io e la Stefania lo chiameremo e vediamo di portarvi qua con noi per parlare soprattutto del territorio, delle associazioni e di tutto questo mondo che si muove intorno alla Lega, che c'è sempre stato. Torno a ripetere, il nostro padre fondatore partì dal territorio. Certo, Stefania, da nord a sud. Stefania, ho qua un Geltin Donzello. Assolutamente. Te lo lascio a te come presentazione. Beh, lo presento subito. Allora, prima di tutto un imprenditore, oltre che politico, ha un curriculum importante perché comunque è partito dal 91 con la Lega cittadina di Senago, se non erro. Era comunque ha rivestito ruoli sia nel suo comune, adesso è approdato in consiglio regionale, adesso è il secondo mandato se non erro, oltre ad essere comunque, posso dire, anche un filantropo, perché è comunque una persona molto vicina alle associazioni, ne ha creata una che si chiama Millennio Onlus, Riccardo Pase. Applauso per Riccardo, applauso. Ciao Riccardo. Allora, intanto grazie per l'invito, sono contento, orgoglioso di essere qua con voi, anch'io mi emoziono e mai smettere di emozionarsi, perché quando ti emozioni vuol dire che ci credi, vuol dire che c'è qualcosa dentro che ti scalda il cuore, quindi l'emozione è una cosa bellissima. La presentazione è troppo pomposa. Io sono un militante che ama questo movimento, che ama la Lega, che ama il territorio, che ama le persone che lo vivono. Questo è Riccardo, come tanti militanti, quindi sono uno dei tanti che si dà da fare con ruoli diversi. Li ho fatti tutti, ho fatto il segretario cittadino, ho fatto il vice sindaco, l'assessore, il consigliere, segretario provinciale, le ho fatte tutte, le ho fatte sempre con un'ottica di ascolto, perché secondo me chi fa politica oggi deve imparare ad ascoltare le persone
e dare le risposte. A volte le risposte sono anche no, perché non abbiamo le soluzioni per tutto, però ascoltare le persone credo che è qualche cosa che dobbiamo alle persone che ci hanno dato fiducia in tutte le maniere, standoci vicini, votandoci, credendo nel nostro movimento, perché il nostro movimento, ricordo ancora, l'unico movimento, non è un partito, il nostro è un movimento. Un movimento, un'idea, un pensiero che ci scalda il cuore, che ci scalda l'anima, che è nella nostra testa e che è il vero fulcro dello sviluppo del nostro paese. Non dimentichiamocelo, perché le idee della Lega sono quelle che hanno fatto crescere questo paese. Se l'Italia è grande dalle idee della Lega. Certamente, poi tieni presente che ci sono altre persone che si fanno proprio di queste idee della Lega, creando Leghina 1, Leghina 2, Leghina 5 e poi? E poi? E poi cosa succederà? Ma guarda, questo purtroppo è nella natura umana. Natura umana, io dico sempre che chi non è capace a costruire cerca di distruggere, e invece noi siamo qua per costruire. Dobbiamo dare risposte ai cittadini. Io non seguo più queste dinamiche, a volte politiche, a volte, che non hanno nessun senso, no, chi non è contento, chi non è ricandidato, chi non ha avuto spazio deve fare casino. Ma no, allora lavoriamo. Se tu credi in un'idea, è l'idea che ti porta avanti. A volte quando sei in una squadra giochi come punta, giochi come portiere, ma giochi anche in panchina. Se tutti noi siamo disponibili a giocare tutti nella stessa squadra, nella stessa direzione, facciamo le cose. Queste persone che a seconda del giorno, a seconda della loro possibilità o del loro interesse sono o non sono leghiste, permettimi, mi lasciano il tempo che trovo e non perdiamoci tempo. Sì, Riccardo, perché fare squadra è una cosa molto, molto importante, perché tu puoi essere contro al terzino sinistro che giocano, però il risultato è uno solo: portare avanti le idee, portare avanti soprattutto il territorio, portare avanti quello che anche il nostro fondatore si diceva sempre: il territorio è la voce delle persone. Poi è ovvio che c'è quello che parla in una determinata maniera, parla male, ti ride in faccia, però noi le idee ce le abbiamo, noi siamo avanti, perché vedo anche nel mondo politico che tanti stanno copiando le nostre idee. Mi stai sorridendo? No, è assolutamente vero. Io mi ricordo che come voi, facevo i gazebi dove c'ero io, perché si faceva i turni, il gazebo stava aperto tutto il giorno, quindi magari ero io un ragazzino di poco più di 20 anni al gazebo dove veniva la gente e ti insultava dal finestrino, ti insultava. Le idee erano sempre quelle. Le stesse idee che ha portato la Lega quando la Lega era al 37%. Le idee sono sempre queste. Quindi vuol dire che avevamo ragione. Portare l'attenzione del territorio, la tutela, la valorizzazione delle nostre tradizioni, del nostro territorio, l'ascolto delle piccole e medie imprese, dello sviluppo, di essere pragmatici e non ideologici, ha portato i suoi risultati. Quindi sono gli altri che hanno cambiato idea, non noi. Noi siamo rimasti sempre dritti, sempre come ci insegnava Bossi, no, gli altri continuano a spostarsi, noi camminiamo dritti, che vedrai che e poi dico sempre: mai guardare quegli altri. Noi camminiamo nella nostra direzione, sono gli altri che rimangono indietro. Non stiamo a rincorrere gli altri. Quando rincorri gli altri arrivi sempre secondo. Certo, e poi ti dico anche un'altra cosa: la faccia noi ce la mettiamo sempre, perché è facile, io vedo anch'io i gazebi che ti insultano, e quando chiedi: "Vieni qua che un attimo discutiamo", ma no, cioè è facile tirare il sasso e poi nascondersi. La faccia, sia la Stefania, sia Riccardo, sia io, ce la mettiamo sempre. Avvicino il microfono. Diciamo che il nostro movimento è il primo che comunque si è messo in discussione a disposizione del cittadino, a disposizione delle persone, non mi piace dire il termine gente, proprio a disposizione delle persone con i gazebo, perché il gazebo è momento di scambio, momento di accogliere le richieste, le domande e soprattutto le idee del cittadino. E questa cosa diciamo che la Lega è molto bene impegnata e ci impegniamo volentieri con il nostro tempo, con il nostro, come si può dire, la nostra passione, che deve esser quella che manda avanti un movimento così importante, così di cuore, diciamo. Sì, perché tu hai detto bene, il gazebo, però oggi noi abbiamo qua Riccardo. Riccardo, nei mezz'ora che ci siamo trovati, a parte che lo conosciamo benissimo, gli abbiamo posto delle domande che il territorio ci ha chiesto, e lui ci ha dato delle risposte, Stefania. Adesso non voglio alzarlo più di tanto perché è più alto di me, però tutto sommato le risposte le abbiamo ottenute, e queste risposte le diremo ai nostri militanti, ai nostri sostenitori. Cominciamo con le domande. A te il microfono. Incominciamo con le domande. Allora, sei responsabile per la Lega del Dipartimento Ambiente.
come ti stai muovendo a livello regionale, a livello di sezione anche? Volevo sapere il tuo impegno proprio a difesa dell'ambiente, le proposte, tutto ciò che stai mettendo in campo proprio per il nostro territorio. Domandona Questa è questa, una domandona, quando si parla di Te la ambiente... devo scrivere così. No, devo partire da un presupposto. Io per tanti anni non mi sono occupato d'ambiente. La Lega mi ha dato la possibilità di diventare presidente della Commissione Ambiente di Regione Lombardia, dove io ammetto che avevo un'esperienza non così profonda rispetto all'ambiente. Ho fatto una cosa che secondo me sembrava normale, ho iniziato a girare le aziende. Girare le aziende vuol dire ascoltare quello che è la realtà, perché noi la realtà produttiva del nord Italia, che è forte, è quello che ha sviluppato il discorso dell'ambiente, perché dopo parliamo di ambiente, di riqualificazione, di gestione, ma tutto nasce dal nord Italia che ha portato a Lombardia in primis a tutta Europa. Noi abbiamo un sistema di gestione dei rifiuti, di sistema delle bonifiche, di sistema dell'ambiente che è unico in tutta Europa. Quindi partiamo da questo. Quando questo mio percorso mi ha portato a conoscere tante cose e anche distruggere alcune mie certezze granitiche, perché l'ideologia, che è un po' intrinseca in tutti, in alcuni soprattutto di sinistra, è fortissima. Noi dobbiamo cancellare assolutamente l'ideologia. Cioè, quando c'è un problema bisogna avere un approccio pragmatico. Questa è la soluzione. Stanno facendo una guerra alla plastica che non ha senso di esistere. Cioè, una cosa che non ha senso, perché tutto quello che viene detto sulla plastica in realtà non è vero e anzi crea gravissimi problemi. Probabilmente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi avremo problemi nella gestione della plastica, proprio perché l'ideologia dice la plastica è brutta. Ma durante il Covid, vi ricordate, se non avevamo le bottigliette usa e getta di plastica, cosa avremmo fatto? Cioè, hanno salvato la vita a tantissime persone. Per cui dico banalmente questo, rispetto alla plastica, che è un prodotto che non ha un problema. Io ho quell'immagine con la fotografia di quella tartaruga nella cannuccia del naso, poverina. Ma la cannuccia nel mare, nel naso, non gliel'ha messa la plastica, No. gliel'ha messo l'uomo con la sua manina. Quindi se iniziamo a dire che la colpa di quello che facciamo noi ricade sugli altri, non avremo mai un approccio. L'approccio pragmatico è di dire c'è un problema, lo risolviamo. Quindi cerco di portare questo aspetto culturale, perché prima di ogni modifica, di ogni legge, di ogni altra cosa, c'è un aspetto culturale da fare. Tocco l'ultimo tema perché qualche giorno fa si è festeggiato Sant'Antonio, il 17 di gennaio, si sono potuti finalmente fare i falò rituali in Lombardia grazie a un mio lavoro intenso e anche grazie al capogruppo Corbetta che mi ha dato la possibilità di farlo, per permettere che ci sia una legge che non sia più un reato accendere un fuoco rituale, un fuoco sacro, un fuoco che è nelle nostre tradizioni, perché pensare che quel fuoco incida nell'inquinamento della Lombardia, della pianura padana, che distrugga tutto, è follia, è solo ideologia. Quindi lasciamo a parte questo e lavoriamo per cose pragmatiche. Sì, perché l'ideologia, tu guarda l'ambiente, i motori a scoppio, la benzina, andiamo sulle batterie, ma analizziamo tutto il mondo e dalla parte dell'Asia, la Cina, ancora... Cioè, c'è una cosa che bisogna picchiare i piedi, cioè nel senso che non puoi parlare di macchine a batterie, poi le batterie cosa servono? Chi le smaltisce? Tu sai benissimo che una macchina prezzi esorbitanti, poi dopo 7 anni, 6 anni dove butti queste batterie? Le mettiamo sulla Luna? Le mettiamo... Guarda, ma ti tocco ancora un altro aspetto che forse è ancora più concreto. Le batterie devono essere caricate all'energia. L'energia come la generiamo? In Italia il 40% di energia oggi la generiamo da fonti fossili. Se dobbiamo aumentarla per alimentare le batterie delle macchine, vuol dire che quel 40 diventerà 50, diventerà 60, 70. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato il problema da una parte all'altra. Invece dobbiamo lavorare, come dice la Lega e anche a livello europeo, a dei motori endotermici che hanno un bassissimo impatto. Perché quando hanno un bassissimo impatto, il ciclo di vita di una macchina, da quando viene costruita a quando viene demolita, di una macchina endotermica ad alta efficienza è minore rispetto a una macchina certo. elettrica, che è un'ideologia. E questi grandi poteri economici, perché la macchina elettrica a noi la vediamo come un'opportunità di muoversi, ma chi la produce riceve i certificati bianchi, questa sorta di certificati energetici di chi ha un impatto e quindi guadagna solo su quello. Quindi c'è una geopolitica dietro che distrugge. Questa geopolitica a livello europeo, a livello mondiale, ma in modo particolare a livello europeo, che sta distruggendo i nostri tessuti sociali, in modo particolare quelli lombardi, non può essere accettata. No, perché torno a ripetere, le batterie si caricano con che cosa? Ci mettiamo lì io, Stefania e te sulla bicicletta e pedaliamo? No, non ha senso. E poi dove buttiamo via le batterie una volta utilizzate? Cioè, lo smaltimento, cioè c'è un sacco di cose che la gente... Poi, torno a ripetere,
anche le macchine di adesso, 600 chilometri, le varie Tesla, ma dove vai con 600 chilometri? Io e lui vogliamo andare, che ne so, a Napoli, cosa facciamo? Dobbiamo metterci lì la scaletta e poi? No, ma allora non ha senso. Allora, se uno decide di avere una macchina elettrica, io non sono contrario, io sono per la possibilità ognuno di scegliere quello che vuole, quindi, la possibilità di scegliere la tecnologia che uno, ritiene migliore. Io non quindi non ho sotto questo, ma che io impongo la tecnologia o che io dico a uno Stato, uno sviluppo tecnologico: "Devi seguire questo filo, non quell'altro." Non mi interessa il risultato, bisogna essere pragmatici. L'obiettivo è avere minore impatto. Se tu ci arrivi con un motore endotermico, con un combustibile che non è fossile, o con l'elettricità, è un problema, sarà tuo, non è mio. Cioè, dopo i cittadini sceglieranno, però io dovergli imporre che devi andare su quella direzione, assolutamente non è Sì. e ha distrutto il tessuto, ragazzi, ha distrutto Eh. completamente il sistema dell'automotive, in Europa. Euro 5 FAP, col FAP a Milano non può entrare un diesel. E cosa fai? La famiglia cosa fa per prendersi e pagare una macchina? Cioè, Ma È veramente un problema grosso, soprattutto in questo momento storico. Quindi se poi ci sono dietro certe cose tu hai che toccato spingono il tema di per... Milano. Se apriamo ci vorrebbero 3 trasmissioni per parlare dell'ideologia e della follia. È come se si pensasse che il cartello con la scritta Milano bloccasse l'inquinamento. No. Durante il Covid, quando c'era le macchine che circolavano erano meno del 20%, si è toccato il picco storico di PM10 in Milano. Sì. Come mai non circolavano? E pensa che questo veniva dalle sabbie del Sahara. Quindi ci sono l'aria non si muove, voglio dire. E tra l'altro ricordo a chi dice che noi siamo inquinatori, i lombardi, la pianura padana, noi come lombardi inquiniamo meno, ma meno della metà di un qualunque altro abitante dell'Europa. Eppure ci accusano di essere degli inquinatori. Assolutamente Sì. inaccettabile. Sì. Questo qua è molto, molto... A te, Stefania? Cambio tema. Cambio tema, è una cosa che mi interessa molto perché si parla di giovani. Attraverso la tua fondazione, ho letto che ti adoperi proprio a favore dei giovani e degli anziani. Volevo sapere appunto come funziona, siccome insomma bisogna aver rispetto per gli anziani e bisogna crescere i giovani. E poi c'ho un'altra domanda sui Ecco, giovani quindi che ti tiro un poi po' adesso la lui volata. parte, poi dopo grazie la volata. Allora, diciamo che con la mia associazione storica abbiamo fatto tante iniziative sia, a supporto dei giovani, sia, a supporto degli anziani. È un po' la passione. Io ho un grandissimo rispetto per le persone anziane che io credo che siano un valore assoluto, di cultura, di ascolto. Stargli vicino, hai tantissimo da imparare, noi abbiamo tantissimo da imparare. Quindi forse questo manca alla nostra società, la capacità di ascoltare le persone che sono più grandi e più esperte di noi, più esperienze. Io collaboro con tante pro loco e ammetto che ormai le pro loco sono, per tanti casi sono fatte da tante persone anziane, ed è bellissimo. Io quando vado a berci il caffè, a chiacchierare, mi perdo via perché è non sono io che do loro, sono loro che danno a me. Questo è il concetto. Come con i ragazzi ho organizzato tantissime corse campestri dove venivano migliaia di persone. Adesso sto collaborando con diverse associazioni di ragazzi disabili, anzi di ragazzi con disabilità, perché Locatelli ci ha insegnato bene. Infatti parliamo di Alessandra, che comunque è un valore aggiunto al nostro movimento, una persona eccezionale. E ci penseremo anche all'Alessandra prossimamente in questa trasmissione. Ecco, questo è un po' la dote di noi leghisti, dobbiamo dirlo, che noi anche all'interno delle istituzioni rimaniamo umani, rimaniamo quello che siamo. Cioè Alessandra è Alessandra, anche quando è ministro, e questo è qualche cosa che è unico, lo sappiamo, inutile che ci prendiamo in giro, le dinamiche politiche portano anche degli altri atteggiamenti. Alessandra, come tanti, nostri leghisti, prima lo dicevo a microfoni spenti, la maggior parte, i migliori amministratori sono quasi totalmente della Lega e non è un caso, e lo dico e chi li conosce sa che è così, quindi perché sono disponibili, sono capaci, sono preparati e si mettono in gioco. Alessandra fa questo, io cerco di copiare da lei. Tra l'altro una di queste 2 associazioni con cui collaboro me l'ha fatta conoscere lei e quindi, li saluto, gli amici di Ragazzi di Robin, degli impolpettabili, dovete farmeli salutare. Si mangia polpette. Ma Guarda sì. che chiamo Sammy. Sammy, Questi ragazzi, perché salutiamo penso veramente. che mettano tutto il loro impegno e tutta la loro capacità e voglia di fare soprattutto. E Sì, poi, come dici sempre, come parlavamo dietro le quinte,
l'importanza di renderli partecipi, di renderli che fanno un qualcosa, innanzitutto per loro stessi e soprattutto per le persone, cioè Loro sono una risorsa, ma una risorsa davvero. Io sono una persona che guarda molto in là, molto avanti, come dire, ha grandi aspettative. Questi ragazzi hanno di gran lunga superato le mie aspettative, che sono, credetemi, grandi. Quindi, a volte ci dicono: "Questi ragazzi sono un problema", ma questi ragazzi sono una risorsa, una grandissima risorsa, e se non sappiamo coglierla siamo non abbiamo capito niente. Sono un pezzo importante della nostra società, devono essere integrati nella società, e quando tu fai una società a misura di una persona fragile, è alla misura di tutti. E questo dovrebbe essere perché anche una persona anziana ha delle sue difficoltà, e tutti noi diventeremo anziani e sappiamo che, siccome viviamo di più, probabilmente qualche acciacco in più l'avremo, quindi rientra nel discorso anche degli anziani. Quindi se noi abbiamo l'attenzione delle disabilità, delle loro fragilità, che sono sempre maggiori, purtroppo dobbiamo dircelo, no, le nostre società, comporta che l'aumento delle fragilità ci sono, e dobbiamo anche saperle accompagnare. La Locatelli lo fa con dei progetti bellissimi, il progetto di vita indipendente, cioè questi ragazzi hanno e possono vivere da soli. Non tutti, non generalizziamo, però molti di loro lo possono fare, e come tutti devono avere la possibilità di crescere e fare il loro percorso, essendo accompagnati. Questo è il mio sogno. Poi dopo, io c'ho il cuore grande sotto questo aspetto, e quindi spero un Poi giorno di vedere poi questi anche ragazzi. l'Alessandra io la vedo che gira su tutta Italia, cioè un giorno è a Torino, l'altro giorno è a Trieste, gira e Dovreste vederla quando lei incontra i ragazzi. Intanto è incredibile, si ricorda i nomi di tutti i ragazzi. Io questa cosa qua, che non mi ricordo i nomi, per me, è già solo questo un idolo. Ma lei, la passione, l'approccio, lo vedi che gli vuole bene a questi ragazzi. Cioè lo vedi che non è apparenza, non è formalità. Lei è una, di loro. Quando è lì è insieme ai ragazzi, e, fa, sì. insomma, questo, e vederselo fare da un ministro. Poi non voglio fare lo spot pubblicitario per Alessandra, perché sa che ho una stima nei suoi confronti Ma enorme. no dai, non è spot Beh, qua giochi pubblicitario. in casa, perché veramente Alessandra, è una grandissima persona, e ripeto, è un grandissimo valore aggiunto per la Lega, come tutti i nostri ministri, ripeto, che hanno cuore, che hanno Allora, cuore. E adesso te lo passo. Entri tu a gamba entro a tesa. gamba tesa, però Sono sai, pronto, è interista lui, sono quindi seduto, vai. va bene. Allora, hai parlato di giovani, io ho letto protezione civile, bella domanda. Protezione civile, Lombardia. Ho visto che la Lombardia ha investito tanto sui giovani ragazzi, le scuole superiori. Come sta andando questo progetto? C'è continuità? I ragazzi entrano dentro in protezione civile, associazioni che curano anche la protezione civile? Allora, assolutamente sì. Io partecipo, mi invitano il gruppo di CCV, c'è il coordinamento Sì. sia della provincia di Milano, ma spesso mi invitano anche il coordinamento di tutta la Lombardia, con cui ho dato una mano. Insieme abbiamo scritto la legge regionale sulla protezione civile, che mette il volontario al centro. Questa è una cosa importante. La protezione civile è dei volontari, non dimentichiamocelo mai, di queste persone che si mettono in gioco e a disposizione. Il lavoro che fanno nelle scuole credo che sia come dire, il percorso formativo che funziona meglio, per 1000 motivi, perché i ragazzi sono interessati, i ragazzi poi aderiscono e partecipano, non tutti, ci mancherebbe, però partecipano e aderiscono. Quando entri nella scuola e spieghi, fai un doppio vantaggio: uno, fai conoscere la protezione civile, gli dai una serie di informazioni di sicurezza, perché non dimentichiamoci che il compito della protezione civile non è solo di intervenire quando c'è stato un problema, ma di evitare che i problemi accadano, quindi intervenire in maniera prodromica, e farlo nelle scuole coi ragazzi credo che sia la cosa più importante. E i risultati ci sono. I progetti che portano avanti i CCV, quindi il gruppi di coordinamento dei volontari provinciali, nelle scuole hanno dei risultati stratosferici. Non ho qua a memoria i numeri, però vi garantisco che è assolutamente il format che porta più consenso e che viene più apprezzato. Beh, per quanto riguarda i numeri, la prossima trasmissione, i tuoi impegni, la tua agenda la guardi e ti vogliamo qua ancora parlare appunto dei ragazzi e della protezione civile. Che poi dico, è semplice entrare in protezione civile, ci sono le associazioni, ci sono in regione, basta andare lì, c'è anche quella comunale, si fa il classico corso a zero e poi c'è un mondo aperto, un mondo che uno è bravo a fare la cucina, bene, vai, uno è bravo computer, segreteria, e va in segreteria, fa queste cose, c'è anche il boschile, c'è tante cose. Io sto seguendo una linea che sono ricerca persone, quindi
Io sono stato presidente della commissione che segue la protezione civile, oggi sono vicepresidente della commissione che segue la protezione civile, sono membro della protezione civile, sono delegato al CCV, ho fatto diversi corsi. È bello stare insieme, è comunque un momento di crescita, è un momento umano, perché queste persone che si mettono in gioco a disposizione, prima ancora di farlo, si formano. Perché la prima cosa che ci insegnano è che quando tu vai a soccorrere qualcheduno devi farti male te, quindi devi essere preparato e capace. Se vuoi dare un aiuto in maniera importante devi essere capace di farlo. Ecco, questo è: non mandiamo una persona sprovveduta a salvare qualcheduno. No, Tutti sono attrezzati, l'attrezzatura, la Regione Lombardia ha messo tantissime risorse economiche a disposizione sia dei comuni che dei CCV, proprio per avere delle attrezzature che siano all'avanguardia e che diano le risposte, perché quando ti mandiamo a aiutare una persona, oltre a formarti, dobbiamo darti la possibilità di avere anche l'attrezzatura per E poterlo certo, fare. devi avere anche i tuoi dispositivi di protezione individuali, devi avere tante cose, poi non vai alla vai che vai bene, cioè c'è una linea, perché dentro nei corsi che ti insegnano a livello A1 e poi livello A2, tu bene o male sei preparato. È ovvio che poi devi seguire sempre certe regole, non è che vai lì alla vai che vai bene e tutte queste Vero. cose qua. Insomma, è un bell'impegno, cioè un bell'impegno, però è divertente, cioè io sono dentro, cioè nella mia associazione seguo la ricerca persone e quindi provenendo anche da militare nelle trasmissioni, perché la protezione civile come dipartimento nasce nell'82 dopo il terremoto in Irpinia, il caso del ragazzo dentro dentro il pozzo, e poi nel 92 la protezione civile ha la sua struttura che, ragazzi, è una bella cosa. Io lancio anche questo messaggio: entrate nella protezione civile e poi vedete, è bello. Assolutamente. Il tempo è finito, ci dice Natalia che abbiamo quasi finito. Ho qua un elenco di domande, sempre sulla protezione civile, da fare a Riccardo. I temi però sono tanti, soprattutto per personaggi come Riccardo, che sono impegnati sia in regione che proprio sul territorio. In effetti, ho letto una frase bellissima che proviene dal tuo provinciale. Qualcuno disse che la Lega siamo tutti noi militanti, non il segretario eletto, non il direttivo o un responsabile, ma la forza è nel gruppo, e questo deve essere il mantra che dobbiamo ripeterci ogni volta che ci mettiamo in campo in qualche progetto. La forza è nel gruppo. eh sì, perché se non c'è il gruppo non c'è niente. Questa è una frase di Mauro Grolli che saluto, perché è un militante tra i militanti. Noi salutiamo innanzitutto Riccardo del suo tempo che ci ha dato a disposizione a tutti noi, a tutta la radio, a tutti gli ascoltatori, e ci vediamo mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo sono da solo. Sì, sei da solo, Son da ti lascio solo. da solo. Al limite porto qua Natalia, è qua con me e parliamo. Io ringrazio ancora Riccardo, ringrazio Natalia e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie Stefania, Grazie a a tutti. Grazie a tutti voi e viva la Lega. Sempre. Avete ascoltato Lega e dintorni.